Su Fondazione Casamarca Manildo vuole chiarezza e per questo a stretto giro di posta ha chiesto a breve un incontro con il patron di Caspineda. È arrivato il momento che Fondazione si apra e faccia un vero patto con la cittadinanza, facendo un cambio di passo e di coscienza. Anche Del Piero ha saputo quando era arrivato il momento di ritirarsi. Parole di mediazione con cui il primo cittadino di Treviso suggerisce a De Poli il da farsi per lasciare la barca prima che venga lanciato l'ultimo SOS. Una verità ancora raccontata a metà e che deve essere svelata aprendo questo vaso di Pandora, così dal mondo del volontariato che accusa Fondazione di inadempienza. Dopo 8 anni di attesa all'appello mancano ancora parte delle risorse per il triennio 2011-2014 e quelle non conteggiate del biennio 2014-2016, dice Franceschini. Ci sono fondi che sono maturati di anno in anno, che sono accumulati, quindi credo che siano parecchi anni che sono rimasti. Poi a un certo punto, per varie ragioni, ci sono stati dati. Però quello che avanzano gli altri... Si parla di quanti emolumenti? Si parla di una cifra importante, 400-500 mila euro? Gli altri CSV avanzano 500 mila euro dalla Fondazione Casamarca, province che ne avanzano 100, province che ne avanzano 50, ognuno ha la sua storia. Si tratta di soldi che spettano di diritto. Per norma di legge, infatti, è previsto che un 15° degli utili delle fondazioni bancarie vadano al volontariato. Quindi le fondazioni hanno l'obbligo di dare questi soldi, conclude Piccato Franceschini. Io non ho mai avuto il piacere di parlare con l'onorevole Dino De Poli. Io sono interessato alla Fondazione Casamarca che torni ad essere l'elemento a cui il mondo del sociale trevigiano fa riferimento per avere i sostentamenti che gli servono per svolgere bene la sua funzione. Il resto per me è del tutto indifferente.